Entro l'anno prossimo, entro il 2014, la Regione Veneto sarà la prima in Italia ad avere la copertura totale della banda larga. Per capire quali siano le ricadute positive per il nostro sistema produttivo e non solo, ne parliamo assieme a Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto, eccolo qui inquadrato, che ha procurato i finanziamenti necessari a realizzare quest'opera, e con Pierpaolo Cristofori, benvenuto, che è l'amministratore delegato di Infracom Italia, l'azienda incaricata di realizzare i lavori per la banda larga. Allora, Zorzato, anzitutto sono finanziamenti importanti appunto che la Regione Veneto è riuscita a garantire. Devo dire che finanziamenti importanti, la voglia di coordinare, di mettere in rete quello che è tutto il sistema, in qualche modo, della nuova informazione. L'aiuto all'impresa, l'aiuto ai cittadini, sistema complicato, complesso, innovativo, quindi non facile per le persone. E allora la voglia di fare questa parola, così, questa agenda digitale che si evoca dall'Europa, si evoca da Roma, ma la voglia di far partecipare a questa discussione per cosa è utile per il Veneto rispetto al tema del digitale, nella logica di quello che è l'impresa del cittadino e nella quantità di soldi che abbiamo, quindi partecipare assieme a decidere come spendere le risorse che abbiamo, è il senso di questa agenda digitale. Nel 2014 sì, noi contiamo che il Veneto sia tutto coperto nel 2014, sappiamo che qualcuno ci può obiettare, dipende anche in che quantità copriamo il Veneto. L'ampiezza della banda. Anche l'ampiezza della banda, ecco, è importante. La regione però ha un problema che è, in quanto regione si preoccupa che anche l'ultimo cittadino potenzialmente servibile possa accedere alla rete. Poi il potenziamento della rete è un rapporto che riguarda certamente Europa, Stato e imprese, e su questo credo che non siamo soli. Ecco, Cristofori, sotto il profilo tecnico cosa significa realizzare? Sono lavori ad esempio anche sotto le autostrade, no? Con le fibre ottiche, ci racconti? Ma sotto il profilo tecnico sono due tipologie di interventi importanti che devono essere fatti. Uno, certamente la parte di fibra ottica, perché banda larga vuol dire coprire tendenzialmente in fibra ottica fino alla casa. Quindi di investimenti, come si dice, fiber to the home, o piuttosto che fiber to the cabinet, e poi arrivare a casa per offrire 50-100 megabit alle case. E l'altro aspetto che è anche importantissimo è la parte di copertura radiomobile, perché se oggi noi vediamo l'Italia, diciamo, noi abbiamo circa un telefono e 6 cellulari per ogni abitante fondamentalmente, molti di questi sono smartphone o tablet, e quindi il grosso dei servizi, perlomeno al consumatore, che noi vedremo si svolgerà tendenzialmente su reti radio. Ecco, sì, perché bisogna poterne usufruire appunto anche dallo smartphone, anche dal tablet. Sì, è l'unico mercato, è il mercato che in questo momento sta esplodendo con gli annunci che vengono in rapidissima successione, ed è la modalità più semplice per poterne usufruire. Certamente si applica sia al mondo dei consumatori piuttosto che al mondo delle imprese, dove l'altra tecnologia che sta emergendo e che potrebbe approfittare moltissimo della banda larga è la tecnologia appunto del cloud computing, dove viene reso possibile a molte imprese di acquisire, usufruire di servizi e di tecnologia avanzatissima in modalità, come si dice, as a service, cioè non dovendo fare grossi investimenti immediati, ma potendo beneficiare di chi tecnologicamente avanzato può mettergli a disposizione infrastruttura su base affitto fondamentalmente. Ecco, sì, credo che sia interessante, Zorzato, capire questo, no? Che se per tanto tempo per il nostro sistema produttivo erano importanti le infrastrutture viarie, che sono la pedemontana piuttosto che il passante di Mestre, oggi queste infrastrutture informatiche lo sono altrettanto. Sono talmente importanti, intanto vanno in parallelo, ci vuole l'una e l'altra, non è che da domani mattina non servono le strade e servono i cavi. Diciamo che quando fai una strada è meglio metterci i cavi sotto, che poi costa molto di più rimetterli, ma soprattutto c'è un rapporto con il nuovo cittadino, perché c'è chi come me in qualche modo deve imparare qualcosa per la quale è in ritardo, e la Regione lavora anche su questo, perché noi abbiamo fatto quasi 300 punti nei comuni veneti in cui chi non è totalmente innovativo può andare ad imparare, perché anche creare le condizioni perché uno possa usare i sistemi informatici è importante, perché abbiamo molta gente, moltissimi, dico dai 50 anni in giù, dai 30 anni in su, abbiamo gente che mediamente non è abituata a lavorare con questi sistemi. Abbiamo fatto altre cose, credo, interessanti. Mandiamo di ragazzi giovani, neolaureati o da laureare o nel periodo di studio in azienda, non a formarsi, ma a formare l'imprenditore.
Perché il nostro piccolo artigiano, che è straordinario nel lavoro, molte volte, come capita a me nella mia professione, è un po' arretrato. Allora facciamo il lavoro rovescio. E devo dire che citava prima il tema del cloud. La Regione Veneto è stata, credo, una delle prime che ha investito su questo settore. Abbiamo già fatto un bando per il cloud, che vuol dire, lo dico in maniera semplice, consentire a costo basso a chi non ha la possibilità di utilizzare attraverso altri in affitto dei sistemi costosi. Allora la Regione ha fatto un bando l'anno scorso, 78 imprese venete hanno concorso, 22 hanno avuto finanziamento per poter attivare questo servizio per conto terzi. La Regione ieri, lo dico perché è notizia freschissima, ha a sua volta implementato questo capitolo, questa volta per promuovere la conoscenza del sistema, perché come sempre noi sappiamo, molte volte facciamo cose molto utili, ma poi chi ne usufruisce sono pochi, perché la maggior parte, presa dal lavoro dei suoi problemi, non si informa e non si avvicina al servizio interessante. Allora credo che la Regione Veneto, con 2 bandi di circa complessivamente 5 milioni di euro, per fare questo servizio in affitto, cioè dire, io non sono obbligato in azienda a comprarmi una strumentazione molto costosa, che magari non ho i soldi per farlo, per usarla poco. Se la uso poco, tanto vale che qualcuno la metta in affitto per me e per molti altri, lui ci guadagna e noi abbiamo costi molto bassi. Senta, Cristoforo, lei ricordava che l'utente è anche il cittadino comune, appunto attraverso lo smartphone, eccetera, ma in particolare per il sistema produttivo, no? Che è fondamentale anche perché possa ritornare la crescita nella nostra regione. Ecco, ci aiuti a spiegarlo ai telespettatori, cosa significa poter disporre di questo strumento? Dunque, direi 2 sono i grandi parametri che ci accompagneranno nel futuro. Uno, per il sistema produttivo, per i rapporti con cui oggi le varie aziende interagiscono. Se noi guardiamo, le imprese oggi, in italiano in particolare, hanno grande necessità di essere visibili sul web, non più solamente con scambi reali, ma spesso con scambi virtuali, essere presente sui mercati. L'abilitazione alla presenza sul web, alla banda larga, alla capacità di avere servizi innovativi, rende disponibili alle imprese e apre mercati. Se molte delle imprese venete hanno una naturale inclinazione all'esportazione. Esportazione vuol dire essere presenti fondamentalmente su mercati globali, non solo con beni, ma anche con rapporti che consentono alle imprese di posizionarsi sui vari mercati del mondo. E quindi la disponibilità di infrastruttura avanzata facilita l'interazione, rende possibile l'apertura di nuovi mercati dove le imprese, tramite piattaforme di e-commerce piuttosto che altro, possono posizionarci. L'altra grande declinazione, direi, è legata anche un po' alla domanda pubblica. Progetti legati alla cosiddetta azienda digitale, quali la fatturazione elettronica, l'anagrafe digitale, l'identità digitale, sono progetti che hanno 2, a mio avviso, importantissimi vantaggi. Uno, definiscono degli standard cui poi tutte le varie agende territoriali possono uniformarsi e rendere disponibili per il cittadino e per le imprese servizi avanzati a basso costo. Certo. Prima si parlava dei cittadini sotto 30 anni, oltre 30 anni, eccetera. Se voi pensate ai nostri figli o ai cittadini che oggi hanno 25-30 anni, non sopporteranno più di pagare una multa, andando alla posta e fare il bollettino postale. Non sopporteranno più di avere 10 account diversi, 10 password diverse a seconda dell'amministrazione con cui. Quindi, Cristofori, per il pubblico diventa anche un risparmio di spesa, insomma, di costi, evidentemente. È probabilmente, a nostro avviso, il più importante progetto di risparmio vero di spese e di efficientamento del sistema pubblico dei prossimi anni. Marino Dorzato, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, spiegava che queste sono le vere politiche industriali, no? Cioè dotare il sistema produttivo di uno strumento come la banda larga che è utile a tutti quanti, mentre non sono politiche industriali, dare l'aiuto a fondo perduto a un settore specifico. Quindi da questo punto di vista è molto importante capire questo, che è un'opportunità che offri a chiunque voglia fare impresa, mettendoli tutto sullo stesso piano. La frase solita è sottoscrivo in pieno, è molto semplice. In realtà, se posta in Veneto, lo diceva prima il nostro ospite, il Veneto ha 2 aziende, le chiamo così, che hanno futuro, l'export e il turismo. Entrambe si rivolgono al mondo. Se pensiamo che il 50%, ormai il 45% del turista che viene in Veneto non è italiano, se pensiamo che il turista si muove non più con i cataloghi, ma si muove solo attraverso strumenti informatici,
E se pensiamo che il turista è a sua volta promotore del nostro export nel mondo, il nostro export è a sua volta promotore del turismo in Italia, queste due realtà fanno il 25-30% del PIL veneto, quindi è il nostro futuro. Il futuro non cammina più con le gambe tradizionali, cammina con questi sistemi. E allora il tempo è un costo, e allora il tempo di andare in posta a fare il bollettino è un costo. Certo. La certezza della documentazione dei dati che hai sono fondamentali per il nostro futuro. Allora il Veneto, che è una regione che ha sempre camminato in forma artigianale innovativa, oggi deve tenere l'innovazione come elemento fondante, e attorno a questo modo di garantire che il nostro sistema produttivo e civile, quindi pubblico e produttivo, abbia futuro, noi garantiamo alla nostra anche piccola impresa, perché siamo un modello diverso dagli altri, di competere nel mondo. Altrimenti verremo superati. Allora compete a noi creare le condizioni perché il nostro esportatore dialoghi con il suo cliente, non importa a quale distanza, in tempo reale. Che il nostro turista, quando va su un sito che sia dall'estero e ci guardi con velocità, ci guardi con interesse. Non possiamo essere più indietro della Russia o della Cina o dell'India che ci guardano e siamo indietro, altrimenti non siamo interessanti. Ma devo dire la verità, per il momento i dati che abbiamo sono confortanti rispetto a quello che offriamo. Bene, sono temi che approfondiremo anche in una